Ciao a tutti, oggi siamo alla sede della Fraccaro Spumodoro. Andiamo a parlare con Luca Fraccaro e Paolo Pietrobon che guidano l'azienda familiare famosa in tutto il mondo di Castelfranco Veneto. Andiamo! Allora, Fraccaro Spumodoro è un'azienda familiare. Lo notate anche dall'ingresso, sembra di entrare a casa loro. Ciao a tutti, siamo alla Fraccaro Spumodoro SPA insieme col presidente Luca Fraccaro e con l'amministratore delegato Paolo Pietrobon. Ciao ragazzi, grazie mille di averci accolto e di sponsorizzare per il secondo anno di seguito il premio Prunola. La Fraccaro Spumodoro è una delle prime ditte ad aver creduto in questo progetto che ci ha dato grandi soddisfazioni l'anno scorso e che sta continuando quest'anno con un grande successo di pubblico e di partecipanti. Parliamo un po' della vostra azienda. Sì, tutto nasce nel 1932, quando i nostri nonni paterni aprono il primo panificio proprio sotto la torre di Castelfranco Veneto, ovviamente producendo pane, perché allora si produceva solo e esclusivamente pane. Però già da allora avevamo quell'ingrediente speciale che ci identifica sino ad oggi, e che è il lievito madre. Una volta non esisteva altri lieviti che non questo, voglio dire, che veniva tramandato di generazione in generazione, che da oltre 80 anni, anzi 85, il lievito che noi utilizziamo ogni giorno è lo stesso di allora, non l'abbiamo mai perso e continua a essere quello, e noi ne siamo fieri, per noi è il nostro tesoro. Nel dopoguerra è nato il secondo panificio e contestualmente i nonni, mio papà e i miei zii hanno iniziato anche, oltre al pane, a iniziare a produrre dei dolci. Ovviamente hanno visto che i dolci si guadagnava di più vendere e produrre dolci, perché nessuno faceva dolci ma tutti si concentravano sul pane, e da lì pian piano si è iniziata la distribuzione con qualche piccolo grossista fino a crescere ad oggi. Anche tutt'oggi noi vendiamo dal mercato dell'ingrosso, del dettaglio, supermercati, tutta la distribuzione moderna, e molto anche all'estero. Copriamo circa 32 paesi nel mondo con i nostri panettoni. Benissimo, i vostri prodotti di punta quali sono oggi? Attualmente i nostri prodotti di punta è la focaccia carta verde, in cui il consumatore ci riconosce, che è un prodotto prettamente pasquale che nasce dalla tradizione veneta al posto della colomba, però la produciamo tutto l'anno. E poi uno dei nostri must come panettone, il panettone al prosecco. Noi siamo del territorio del prosecco, di quest'area, è un prodotto che ci abbiamo creduto fin dall'inizio e che ci sta dando veramente delle grandi soddisfazioni. Ecco, la famiglia Fraccaro e l'azienda Fraccaro è una delle più importanti di Castelfranco Veneto, in particolare è una di quelle più legate al territorio e alle sue risorse, quindi panettone al prosecco, panettone al radicchio. Abbiamo fatto anche il panettone alla Prunola in passato, 2 anni fa, e continua ovviamente con la ricerca delle materie prime, della valorizzazione dei nostri prodotti e allo stesso tempo a supportare iniziative legate al territorio. Paolo, di cosa ci parli? Allora, diciamo che l'azienda è un'azienda a carattere familiare. Ringraziamo per l'importanza, ma forse l'importanza è dovuta al fatto che è un prodotto tangibile e si mangia. Io ricordo sempre che se facessimo dei pezzi di ferro probabilmente siamo molto meno conosciuti, quindi l'azienda comunque, ripeto, è un'azienda familiare, crede molto nei valori della famiglia, infatti noi ci riteniamo una grande famiglia che fa anche dell'imprenditoria, diciamo, il proprio, si può dire, credo. E siamo profondamente legati al territorio e in questo abbiamo creduto nel premio Prunola, perché Prunola è un'altra eccellenza del nostro territorio, non molto conosciuta, ed è per questo che quando ci avete presentato il progetto volete partecipare al premio Prunola, abbiamo subito detto di sì, perché noi abbiamo un pezzo di storia, un altro pezzo di storia ce l'ha la Prunola, e volevamo mettere in risalto anche questa eccellenza del territorio che è nata dentro il castello e diciamo ci ha rappresentato anche il sottoscritto. Da piccolo nonno faceva assaggiare nel tè un goccio di Prunola che lo caratterizzava fortemente.
Quindi un'azienda legata al territorio, familiare, che si posiziona però in un mercato premium. Cosa vuol dire? Noi lavoriamo, di aziende di panettoni ce ne sono tantissime, noi lavoriamo nella fascia medio e medio-alta del mercato, perché siamo dei grandi artigiani. Questo è quello che noi ci proponiamo in questo tipo di mercato, perché lavoriamo solo le materie prime, diciamo, al top della gamma. Quindi la nostra caratterizzazione e il posizionamento, diciamo, è questo. Ecco, parlando di materie prime al top di gamma, voi avete anche il panettone dei presidi. Abbiamo il panettone dei presidi, c'è il panettone dello Slow Food. Slow Food ha deciso di produrre per la prima volta un proprio panettone, un proprio prodotto, e ha scelto Pasticceria Fraccaro per dar vita a questo suo prodotto che loro l'hanno voluto chiamare eccellente e solidale, che altrimenti sarebbe stato autoreferenziale e non sarebbe stato giusto. Abbiamo 3 presidi: datteri veloci di Silva egiziani, vaniglia mananara Madagascar e gli agrumi del Gargano. Diciamo che questi 3 presidi uniti assieme danno un panettone che la base di Pasticceria Fraccaro lo elevano al top della gamma del panorama italiano del mondo del panettone. Ecco, quindi abbiamo un'azienda familiare, ma che si impone sia sul mercato italiano sia sul mercato estero. Abbiamo visto in 32 paesi. Quante persone lavorano alla Fraccaro Spuma d'Oro? A grandi linee, perché siamo 42 dipendenti fissi, che ovviamente durante la stagione del Natale arriviamo quasi a 100 dipendenti. Devo anche precisare che, come è stato anche detto prima, noi continuiamo ad avere quella caratterizzazione, cosa che vogliamo avere, cioè, mi spiego meglio, noi utilizziamo lievito madre, ma abbiamo sempre quella tipologia di lavorazione che è artigianale, cioè noi ci impieghiamo comunque 3 giorni per produrre un panettone, da quando partiamo col primo lievito a quando viene confezionato. Questo perché vogliamo proprio conferire quella tipicità al prodotto e quel tipo di lavorazione che lo determina realmente un prodotto artigianale con un'elevata qualità. Quindi abbiamo, come diceva Paolo, un prodotto artigianale, siamo dei piccoli grandi artigiani. Sì, assolutamente. Prodotti artigianali, però su grande scala. Da 2 anni so che avete aperto il Fraccaro Caffè, sono 2 anni circa. 2 anni e poco più, grandissima soddisfazione. Sostanzialmente abbiamo deciso di replicare quello che è il nostro credo, il panettone, declinarlo in tutte le altre specialità che andiamo a proporre, quale il gelato, che è biologico, la pizza, che è fatta con il nostro lievito madre, quindi anche la pizza ha 85 anni di storia con il lievito, la cucina che è a vista, perché crediamo fortemente diciamo nella trasparenza degli ingredienti che ci aggiungiamo ai nostri prodotti, piuttosto che le brioche che sono fatte biologiche, vegane, piuttosto che le classiche tutto burro, che sono farcite tutte al momento, di cui le farciture facciamo, la gran parte le facciamo noi all'interno della cucina con i nostri chef. Possiamo dire che le cose vanno bene, siamo molto soddisfatti di questo nostro nuovo punto vendita, e noi sostanzialmente quello che pensiamo è di aver aperto Casa Fraccaro a tutti i nostri amici e anche viandanti, diciamo, lungo la statale, ma il nostro motto era proprio di apriamo Casa Fraccaro, apriamo le porte della nostra casa al pubblico, così possiamo parlarci, possiamo dialogare, possiamo accoglierli, fargli capire e toccare con mano e assaggiare i nostri prodotti. Benissimo, questa è una gran bella idea che comunque effettivamente fa parte della filosofia familiare, artigianale, di alta qualità della Fraccaro Spuma d'Oro. A tal proposito, se siete d'accordo, andiamo a fare un giro di produzione? Andiamo. Perfetto. Quindi farina, uvette, canditi, stampi, tutto in via convenzionale. Quelle sono le basi in cui noi andiamo a lavorare la pasta, che adesso qui hanno già messo si dice appunto in madre, il gergo tecnico è in madre. Qui c'è della pasta, acqua e farina, quella che noi rigeneriamo da 85 anni, e qui è messa in questo, diciamo, sacco di juta e legata perché verrà rinfrescata domenica, quindi viene messa in frigo per rallentare la fermentazione, e questa domenica pomeriggio, quando andranno ad aprirla, se non è fredda c'è addirittura la possibilità che scoppi dalla potenza che ha. Prova a toccarla, senti che dura. Questa è pasta, questa è pasta, acqua e farina, ed è Pesantissima, tra l'altro,
e non riesci nemmeno ad affondare. Questa domenica le corde sono tiratissime, addirittura c'è il rischio che rompa il sacco, acqua e farina. E questa è la base di tutta la nostra produzione. tutta la Se ci storia. dovesse morire questa, per un mese non potremo più produrre nulla a pasta lievitata. Pensa te. Questo è il nostro ingrediente speciale. Non è mai successo che si 85 anni. Le stanze di lievitazione appunto della prego. Allora, sì. Sentite che stanza calda. Qui l'umidità è quella che è presente normalmente nell'aria, però i gradi sono 38 e qui dentro avviene tutta la prima fase della prima lievitazione. Messo acqua e farina, l'hanno messa in riposo, questo pian pianino sta lievitando, adesso è a temperatura ambiente. Quando è stata messa, inserita in questa vasca, dovete pensare che eravamo alla metà di questo tipo di contenitore di legno. Prego. Adesso. Allora, questa è la cella di lievitazione. È tutta in acciaio, sentite l'odore che è un odore acido perché la lievitazione è da pasta acida, quindi la reazione che hanno, diciamo che ha la pasta quando incontra il dolce e le materie prime per lievitare ancora, sprigiona dei gas che sono assolutamente acidi, perché c'è un momento in cui il nostro responsabile della cottura decide che hanno terminato la fase di lievitazione, quindi possono essere 11 ore e mezza, 12 ore e mezza, 11 ore, perché siccome lavoriamo con un lievito madre che è vivo, la lievitazione dipende dalla forza della farina, dagli ingredienti che ci abbiamo inserito, quindi non tutti i giorni le lavorazioni sono uguali, ci mettono lo zucchero, ci mettono un po' di amaretto, amaro, una grande lavorazione artigianale, e poi ci fanno una croce sopra, la croce serve per farlo appunto lievitare che si alzi in maniera corretta. Grazie ragazzi, ciao! Ciao! Qui abbiamo le nostre focacce di tipo casalingo che stanno crescendo pian pianino all'interno del forno. Sono già un po' più dorate rispetto alla prima, da quando le abbiamo messe in forno. Prego, lo step, siamo quasi arrivati alla cottura, vedete? Sono molto più alte. Quanto stanno dentro al forno? Una quarantina di minuti. Cioè il principio è lo stesso periodo che ci starebbero se fossero fatte nel forno di casa, perché la quantità di energia che devono assorbire è sempre la stessa. Il nostro Michele, a mano, una volta, vengono Tanta manualità. tanta, sempre siamo dei grandi artigiani.
tratto in cellophane, viene trasformato in astucciato piuttosto che incartato con il tessuto, con il cotone, vengono messe tutti i tag e viene dato, diciamo, il colore al prodotto sostanziale.